Maurizio Landini oggi ad Agrigento per un incontro con i ragazzi. Ecco, le motivazioni e il messaggio che lanciamo ai nuovi giovani che un domani saranno il futuro della nostra nazione. Che bisogna cambiare le attuali leggi sul lavoro perché hanno determinato una precarietà e uno sfruttamento sul lavoro pericoloso, e una persona per essere libera non deve essere precaria, deve potersi realizzare nel lavoro che fa, deve avere uno stipendio adeguato, non deve morire sul lavoro e deve essere in grado di poter utilizzare al meglio la sua intelligenza per far crescere questo paese e per potersi realizzare come persona. Tutto questo oggi è impedito da una logica che negli anni ha messo al centro non la persona, ma ha messo al centro il profitto, il mercato e la competizione tra le persone. Quindi penso che sia importante riaffermare invece una cultura del lavoro e della centralità della persona, proprio per affrontare i tanti cambiamenti che abbiamo davanti, dall'intelligenza artificiale ai cambiamenti ambientali. Bisogna rimettere al centro la persona e il lavoro e i suoi diritti. Un lavoro importante questo che avete fatto per il referendum, la raccolta delle firme, ora si andrà a votare, assistiamo che c'è un po' di silenzio insomma sul referendum, non se ne parla. Beh sì, c'è un tentativo esplicito, penso alla RAI in modo particolare, non sta facendo comunicazione, c'è quasi una congiura del silenzio. Nonostante questo io vedo crescere nel Paese, appena si conoscono le ragioni del referendum, una partecipazione importante, ed è importante andare a votare non solo per il diritto che va esercitato, ma perché con questo referendum si cancellano leggi balorde e si danno diritti a milioni di persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Questo referendum non voti per un partito o per un governo, voti per estendere i diritti e le tutele alle persone, voti per dare un futuro ai giovani che non sia precario, voti per un nuovo modello di sociale fondato sulla libertà e i diritti nel lavoro. Landini, vedere questo teatro pieno di tante persone è bello, no? Ha anche un significato, dico, cosa che succede anche in tantissime piazze dove lei va. Lei ha un effetto catalizzatore notevole, chissà un domani, puntini puntini. No, ma queste sono storie. Il tema oggi è portare a votare le persone e raggiungere il quorum. E credo che un sindacato debba fare questo lavoro per dare voce e diritti a chi per vivere ha bisogno di lavorare. La maggioranza delle persone per vivere ha bisogno di lavorare oggi non è rappresentata, e soprattutto le nuove generazioni che in alcuni casi sono costrette ad andarsene via dal nostro paese per poter utilizzare le sue intelligenze. Ecco, questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente evitare, e credo che sia importante rafforzare la democrazia e dire a chi pensa che tanto a votare non serve a nulla perché non cambia mai nulla, che stavolta con questo referendum loro per un giorno possono diventare parlamentari, perché questo referendum ha l'obiettivo di cancellare leggi sbagliate fatte dai vari governi che ci sono stati in questi anni e di rimettere al centro i diritti delle persone, e votando sei tu che puoi cambiare la tua condizione. Apprezzata nel nostro paese, persona seria che dice la verità. Di fronte alle sue parole, tutti i dati statistici, tutta la propaganda che si sente in TV o nei giornali passa in secondo piano. Totò ci ha spiegato le ragioni per la quale abbiamo accolto la richiesta del nostro segretario Landini di parlare ai giovani. In un momento particolare, non sfugge a nessuno, noi siamo in campagna elettorale con il comitato referendario per il referendum oltre 9 giugno, ma oggi abbiamo voluto questo incontro con i giovani e con i giovani studenti, e non è un dettaglio. Perché? Perché a nostro giudizio i giovani sono quelli che stanno pagando un prezzo altissimo, fuori misura, rispetto ad una società, quella italiana, che sta diventando sempre più egoista, a volte razzista, che grazie alle disattenzioni di politiche da anni a questa parte, questi ragazzi incominciano, non più dopo l'università ad andare via, ma persino dopo le scuole superiori incominciano ad andare via.
Facevo riferimento a fake news, a dati statistici. Credo che ognuno di noi però sa quello che succede nella propria casa, nella propria famiglia, nei vicini, con i nostri figli e con i ragazzi che abbiamo visto crescere. Non c'è bisogno di dati. Noi ci rendiamo conto ogni giorno di come questi ragazzi scappano, non vanno via per una scelta precisa, scappano perché c'è l'esigenza di trovare lavoro. Eurostat nel mese di marzo, l'ennesimo dato pubblico ufficiale, dice che la disoccupazione in Italia giovanile dai 14 ai 25 anni è oltre 4 punti percentuali rispetto alla media europea. I giovani quindi devono sapere che la CGIL non ne parla invano, anzi poniamo l'attenzione in maniera particolare perché è la nostra priorità.